siamo contrari agli hub regionali, siamo contrari a tutte queste forme di ammassamento che poi comunque diventano delle bombe sociali, è inevitabile. Ma soprattutto diciamo che l'Africa in Italia non ci sta. Abbiamo 500.000 di africani che comunque ci verrebbero volentieri. Noi siamo 60 milioni e si stanno presto a fare i conti. Non serve essere premi Nobel di matematica per fare i conti. I dati sono chiari, 579 comuni, solo 5 sindaci hanno dato disponibilità. E io li capisco questa grande maggioranza che non dà disponibilità, non ha la certezza di chi va a ospitare, non abbiamo paura del diverso, abbiamo paura dell'ignoto, non sappiamo chi abbiamo davanti. Finché sbarcano 3-4 mila persone al giorno, dei quali 2 su 3 non sono profughi, finché qualcuno non pone fine a questo traffico di uomini e donne che spesso perdono la vita in mare, finché qualcuno non capisce, sto parlando del governo e della comunità internazionale, che il vero centro di accoglienza bisogna farli in Africa, nei paesi nordafricani e lì identificare chi ha veramente bisogno di essere ospitato, tutto questo andrà sempre più peggiorando.